Sulla base dei dati stratigrafici puntuali ed utilizzando criteri idrogeologici, sono state realizzate diverse sezioni idrogeologiche interpretative e la definizione del modello idrogeologico concettuale. L'analisi dei dati ha messo in evidenza che l'area di studio è caratterizzata dalla presenza di due sistemi idrogeologici differenziati che si sviluppano a nord e a sud della fascia delle risorgive. Inoltre sono stati anche prelevati campioni d'acqua per la realizzazione delle analisi chimiche in alcuni pozzi selezionati. Infine, nel campo pozzi di Torrate, l'installazione di una sonda multiparametrica che misura in continuo il livello piezometrico e dei parametri chimico-fisici degli acquiferi ci permette la valutazione dell'influenza dello sfruttamento sulle caratteristiche qualitative e quantitative degli acquiferi. Per caratterizzare la distribuzione in profondità della resistività elettrica dell'area di studio, una tecnica rapida ed efficiente è il cosiddetto Time Domain Electromagnetic Method. Essa consente di ottenere un'immagine 3D della distribuzione della resistività elettrica nel sottosuolo. Questa viene correlata con le caratteristiche petrografiche e idrochimiche degli acquiferi e con altri dati geologici del territorio. La ripetizione nel tempo consente il monitoraggio dell'evoluzione qualitativa e quantitativa degli acquiferi.